per fortuna l'autista è stato, per così dire, solo verbalmente così insultato da parte dei ragazzi, però è quello che hanno fatto dopo, perché a parte che hanno spaccato le bottiglie all'interno dell'autobus, hanno fatto un disastro. Ancora un'aggressione, per quanto verbale, ai danni di un autista, ancora attimi di follia su un bus della MOM, stavolta la fermata di Via Arma di Cavalleria a Silea, a ridosso dell'area commerciale che dà sulla Treviso Mare. Sono da poco passate le 8:15 di sera quando due ragazzi di 14 e 17 anni salgono sul pullman della linea 3591. Sono sprovvisti di biglietto, ne nasce così un alterco con i giovani che insultano pesantemente il conducente, tentando di gettargli addosso dello spumante. La bottiglia viene poi scaraventata a terra, gli interni imbrattati. L'autista ha chiamato subito le forze dell'ordine, i carabinieri sono arrivati in maniera velocissima e anche di questo bisogna ringraziare le forze dell'ordine. La fuga dei due minorenni dura poco, vengono braccati a qualche centinaio di metri in Viale della Serenissima, identificati, scatta la denuncia, poi l'affidamento ai genitori, figure che per Colladonna sono sempre più assenti in questo come in altri episodi. Ancora una volta dobbiamo dire che c'è una mancanza assoluta dei genitori, perché questi hanno 14 e 17 anni e i genitori ovviamente alle 8:30 uno di 14 anni fuori che fa questi disastri vuol dire che non esistono. Ma c'è un altro livello di responsabilità. Quei giovani non potevano avere con sé quella bottiglia. Qui abbiamo dei ragazzini che girano con tessere sanitarie dei genitori e che riescono ad avere anche cose che per loro non dovrebbero essere lecite. Se tu entri in un supermercato è chiaro che chi sta alla cassa deve stare molto attento, perché poi le conseguenze non sono visibili al momento, però le vediamo qui dopo. Resta il tema del disagio giovanile crescente. A Silea si sta studiando un progetto accanto alla comunità di San Patrignano, un polo nuovo rivolto a tutte le generazioni. Un centro multiproblematico dove si va a trattare, dove si va a relazionarsi in maniera diversa con queste persone che stanno male, quindi che siano ragazzini di 17 anni, che siano i loro genitori che vengono fuori da periodi difficili o che siano i loro nonni che sono da soli, crediamo che sia importante ricostituire la comunità.